Bene, abbiamo atteso un attimo perché siamo in diretta sui canali social del Consiglio regionale del Veneto. Buona giornata, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di un nuovo evento, Circular Medical Expo, lo dico in italiano, una fiera internazionale dedicata all'innovazione per la salute globale. Un'idea innovativa e quindi un numero zero di un evento che non ha precedenti dello stesso tipo e che vede coinvolti sia tutti gli attori che operano nel campo della salute, quindi personale scientifico, sanitario, imprese, istituzioni, territori. Questo perché cerchiamo per la prima volta di mettere in connessione tutti questi settori per parlare di futuro, per parlare di tutto ciò che ci attende e di come affrontare le sfide legate alla salute globale. L'evento si terrà il 3-4 dicembre prossimi a Padova Fiere. Saranno presenti aziende di diversi settori, prevalentemente biomedicali, ma anche dello stampaggio, di materie plastiche, della sterilizzazione. Ci attendiamo più di 50 espositori che per il primo numero, per la prima edizione, il numero 0, diciamo sempre, è un bel risultato. A parlarci di questo evento e nel contesto proprio delle iniziative di Vinispromex della Regione Veneto per la promozione delle fiere internazionali, abbiamo i padroni di casa, abbiamo il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, dottor Roberto Ciambetti, che invito qui sul palco con me, e Roberto Marcato, il dottor Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico di Regione Veneto. Iniziamo dal dottor Ciambetti. Abbiamo un evento che parla di innovazione per la salute globale e che quindi tocca diversi settori, tocca la società civile. Ecco, la Regione Veneto si è resa promotrice di un evento di questo genere. A lei la introduzione del perché questa iniziativa. Perché la Regione Veneto, e lo dirò alla fine da sempre, è stata terra dove le istituzioni hanno pensato alla salute dei propri cittadini. Però vi porgo intanto i saluti del Consiglio regionale, un benvenuto veramente a tutti, siamo veramente onorati di ospitare questa conferenza stampa di presentazione del Circular Medical Expo Innovation for Global Health. Da anni collaboro col Dipartimento Affari Sociali delle Nazioni Unite e proprio la settimana prossima, in un evento a margine del World Urban Forum al Cairo, a distanza terrò una relazione sulla necessità di una pianificazione urbanistica che contribuisca alla salute pubblica, a iniziare da abitazioni sane e da modelli di vita salutari. Anche per questo ritengo di estrema importanza la fiera Circular Medical Expo, che è punto di sintesi, riflessione e stimolo in una città che storicamente parla al mondo di medicina. Da un lato abbiamo la dimensione tradizionale della fiera, quindi il luogo di incontro, di confronto fra operatori, imprese, l'area espositiva tesa a sviluppare contatti e relazioni anche internazionali tra i vari soggetti che sono poi anche impegnati in una serie di convegni di altissimo profilo che faranno il punto sulle strategie e scenari della medicina contemporanea. Queste due realtà, le relazioni di impresa e la riflessione scientifica, sono di straordinaria importanza, anche perché mettono chiaramente in luce un fenomeno decisivo. A Padova, con questa manifestazione, la medicina, la ricerca scientifica, medica, dimostrano com'è possibile governare le moderne tecnologie usandole per la crescita quantitativa e qualitativa della salute pubblica. Proprio in questa sala abbiamo ospitato il professor Federico Faggin il maggio scorso, che ci ha parlato a lungo della fisica quantistica e dell'intelligenza artificiale, invitandoci a usare l'intelligenza artificiale e non a essere usati. L'essere umano, come già spiegato a Faggin, non sarà mai una macchina e il vostro lavoro, tra l'altro, lo dimostra perfettamente, perché i grandi ricercatori di cui il comitato scientifico del Circular Medical Expo, ad esempio, si avvale, è un chiaro ed emblematico
modo in cui viene usata l'intelligenza umana e che si può usare appunto invece l'intelligenza artificiale e le tecnologie più avanzate che possono essere adoperate per mettere il medico nella miglior condizione possibile per prevenire, intervenire e curare malattie. Voglio dire che la scienza medica non è disgiunta dalla coscienza del medico, dal suo intuito ed esperienza, perché per primo lo scienziato medico, il ricercatore, sa che non esiste un essere umano uguale all'altro e che bisogna saper adattare alle singole esigenze rimedi, farmaci, percorsi di rieducazione e riabilitazione. Scienza e coscienza dunque, perché la medicina è sì scienza ma è anche arte. Concludo, lo dicevo all'inizio, Venezia che oggi ci ospita e che ospita anche la sede dell'OMS italiana, fu la prima realtà storica come Stato a sviluppare forme di medicina e prevenzione pubblica. Dopo l'episodio dell'era dei Cambrai, in pieno rinascimento, il doge Andrea Grimani ricostruì il volto di questa città e chi entrava o arrivava a Venezia dalla porta principale, il bacino di San Marco, vedeva il complesso di Palazzo Ducale, cioè il potere politico di fronte al quale si apre la Biblioteca Marciana, simbolo della cultura e del sapere, e a fianco di questa il Palazzo della Zecca, emblema dell'economia e delle politiche monetarie, e poi appunto il grande medievale Palazzo delle Magistrature di Sanità e i granai pubblici. Imponente edificio poi abbattuto da Napoleone, ma per secoli simbolo della salute pubblica e dell'alimentazione. Gritti e i suoi successori volevano dire che Venezia si ergeva su questi pilastri: politica, cultura, economia e tutela della salute pubblica. E non a caso è la città dei lazzaretti o delle fedi di sanità, i Green Pass attuali, e anche la Repubblica che volle realizzare l'orto botanico di Padova affidandone le cure all'università per controllare le erbe medicamentose sottraendole ai ciarlatani. E a Padova si realizzò il primo teatro anatomico con le prime autopsie. Quindi ci troviamo in un luogo che della salute pubblica, diciamo, ha sempre perseguito con scienza e coscienza gli obiettivi della salute dei cittadini. Quindi mai come appunto in questo momento dico che fare questa fiera a Padova, nel Veneto, è il luogo migliore per guardare avanti con ottimismo e per avere appunto nei lavori dei nostri scienziati assolutamente fiducia per la nostra salute. Buon lavoro veramente alla fiera. Grazie mille Presidente. Parlando di sanità coinvolgiamo il settore economico, che della sanità è un partner indispensabile. Il settore biomedicale, tutto ciò che non è farmaceutico è biomedicale, quindi andiamo dal cerotto alla macchina per l'attacco. Il settore biomedicale comprende quindi diversi sottosettori industriali, rappresenta circa 18 miliardi di valore, abbiamo quasi 120.000 addetti, di cui i 2/3 sono occupati tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, quindi un settore strategico. Noi ce ne occupiamo a livello di comunicazione, diciamo che è l'ultimo reparto dell'ospedale, il settore biomedicale, e il settore biomedicale veneto è un settore importante. Assessore, me lo conferma? Sì, assolutamente sì, ma intanto buongiorno a tutti, benvenuti, saluto tutti voi, in particolar modo ovviamente il professor Adami, ma la delegazione padovana che qui oggi è rappresentata da 3 ospiti illustri, il professor Gerosa e i 2 amici Franco Conzato e Nicola Rossi. E quindi insomma sono particolarmente orgoglioso anch'io di essere qui a rappresentare la nostra Padova. Sì, ha detto benissimo e d'altronde noi ci crediamo così tanto alla necessità di sviluppare questo settore che insomma, a maggio ho portato in giunta la delibera con cui abbiamo dato la qualifica di rilevanza internazionale a questa fiera. Perché ha tutti i crismi evidentemente per avere questa qualifica. E poi noi, devo dire che la spinta enorme l'abbiamo avuta durante il periodo del Covid. Abbiamo sentito la necessità di fare una rete innovativa regionale. Noi abbiamo questo strumento che è stato definito dal magnifico rettore Rizzuto quando l'abbiamo presentato in Aula Magna del Bo, una rivoluzione copernicana.
Cioè abbiamo voluto mettere in connessione il mondo dell'impresa con il mondo della ricerca, e quindi università e imprenditore da una parte e dall'altra li abbiamo voluti mettere insieme per sviluppare innovazione e ricerca. È nato questo modello appunto che si chiama Rete Innovativa Regionale, e quando abbiamo dovuto affrontare una serie infinita di problemi durante il Covid, ci siamo resi conto che era necessario mettere in rete le aziende che erano presenti nella nostra regione, che si occupavano di biomedicale, ed è nata questa rete innovativa regionale, si chiama Tech for Life, che ha 87 partecipanti. Di questi 53 sono PMI, 13 sono grandi aziende, 12 sono fra dipartimenti universitari di tutte le università evidentemente del Veneto, 9 associazioni e fondazioni. Quindi stiamo parlando di una rete innovativa davvero importante che si occupa esattamente del biomedicale, perché abbiamo bisogno, come diceva giustamente il nostro Presidente Ciambetti, di continuare ad avere un'attenzione straordinaria nei confronti della salute, però la salute può essere, anzi lo è stata, lo è e dovrà continuare ad essere anche un'opportunità di sviluppo per il nostro territorio davvero, davvero importante, perché noi ci crediamo tantissimo e con grande entusiasmo saremo presenti e siamo presenti a questa fiera che avete fortemente voluto e che noi ne condividiamo il valore e i valori. Grazie. Grazie Assessore. Allora, dopo questa introduzione, grazie mille. Dopo questa introduzione una bella responsabilità per i miei prossimi ospiti, che sono ovviamente i protagonisti dell'evento: Franco Conzato, procuratore speciale di Venice Promex, e Nicola Rossi, presidente di Padova Hall. Prego. Abbiamo sentito le aspettative molto alte, abbiamo sentito che c'è interesse, che c'è bisogno di un evento di questo genere, che noi abbiamo chiamato evento di networking, cioè mettere in relazione tutti i protagonisti che si occupano di salute, dalla scienza all'economia, eccetera, ma non soltanto in ambito territoriale, ma in ambito internazionale, quindi un numero zero, ma da subito fiere internazionali. Franco, una bella responsabilità. Ci proviamo, ma innanzitutto desidero ringraziare chi ci ospita, quindi Ciambretti e l'assessore mercato, anche per le parole che hanno usato. Da parte mia e da parte nostra, diciamo come agenzia per l'internazionalizzazione, a me preme sottolineare una cosa che appunto è già stata introdotta. La prima considerazione: questo è il tipico esempio di lavoro di squadra. È una parola adoperata spesso, ma magari non sempre praticata. Ecco, noi in questo caso qua, lì vedete diciamo tanti loghi, ma dietro ogni logo ci sono competenze, ci sono persone, uomini e donne, e questo devo dire non sarebbe stato possibile se non avessimo creato questo tavolo. Seconda considerazione: è un modello di fiera, è la numero 0 come è stato ben indicato, e qua devo rinnovare il ringraziamento anche all'assessore mercato perché ha avuto il riconoscimento di internazionale, e devo dire che questo noi ovviamente vorremmo onorarlo, e già vi possiamo anticipare che abbiamo già oltre 30 buyer stranieri già confermati che saranno presenti a Padova durante gli incontri e che provengono da Turchia, Emirati, Tunisia, Serbia, Albania, Marocco, Algeria, Colombia e Israele. Quindi noi questi li abbiamo già opzionati, sono già presenti e quindi saranno interlocutori. E saranno interlocutori, e prima ben diceva il nostro coordinatore che dicevamo i numeri dei dispositivi medici, oltre 16 miliardi, poi il termine biotecnologia è un termine talmente ampio, e mi rivolgo a quei presenti che lo sanno, è talmente ampio, e quindi voglio dire, noi abbiamo già una selezione che sarà presente a Padova di oltre 50 imprese espositrici, e qui vengo al modello che abbiamo cercato di mettere assieme a Padova Hall come elemento fieristico. Vedete le fiere, qua voi insomma siete reduci anche da qualche giorno fa dalle riunioni di coordinamento delle fiere. Bisogna anche tentare modelli innovativi. Io non so se questo sarà il modello vincente, ma noi ne siamo convinti. Perché? Perché qui i numeri, andiamo ai numeri. Un tempo, quando si parlava di fiere, qua c'è anche un presidente,
ci si soffermava soprattutto ai grandi numeri, cioè il valore nel mercato di una fiera era quanti visitatori. Qui invece si comincia a parlare di qualità dei visitatori e anche nel numero degli espositori. Quindi quando noi diciamo 50 espositori e poi magari avremo, che ne so, 500 visitatori, si punta alla qualità. Seconda considerazione, e questo è l'elemento di grande novità e da parte mia, ma poi seguirà l'intervento, devo ringraziare un comitato scientifico che è di altissimo livello, ancora di più, ma poi il Presidente avrà occasione di parlarne e vedete anche questo non è scontato, mettere assieme la parte produttiva con la parte scientifica. Questa è stata un'altra sfida importante che questa edizione numero 0 vuole portare avanti e far capire che questi due mondi devono integrarsi, devono dialogare, ma dove ognuno fa il suo mestiere. Lo scienziato fa lo scienziato, ma siccome che la stessa sanità, è stato detto prima, sta comunque cambiando di pelle. Una volta, qua mi rivolgo ai medici, dicevamo prima era fatto da medici, oggi no, la sanità è fatta da molte più figure professionali. I nuovi ospedali avranno ingegneri, biologi, chimici e quant'altro, quindi è proprio l'approccio alla sanità che sta cambiando. Ecco, tentativi come questi del Circular Medica Expo hanno questa ambizione di essere un viatico, di essere una palestra, una sperimentazione che ci consenta di mettere assieme queste competenze per arrivare poi a che cosa? A dare in mano agli amministratori delle linee di indirizzo, dei modelli sui quali costruire poi il futuro della nostra sanità. Poi consentite, faccio un po' il partigiano veneto, ma anche padovano, perché voi sapete che su Padova si sta concentrando, grazie all'università, poi anche il World Health Forum, che ci sarà l'edizione 2025 e che verrà fatta a Padova con la forte volontà della Regione. Ecco il fatto che Padova, poi consentitemi, assieme a tutte le altre università venete, veramente può rappresentare anche in questo senso, diciamo, il luogo preposto per questo tipo di dibattito. Ecco, l'ambizione, e non voglio portare solo dentro i tempi che vedo, l'ambizione è proprio questo, che dopo il 2 e il 3 di dicembre, questo l'abbiamo detto anche in una delle nostre riunioni, non è finita la fiera, inizia il cammino. E noi vorremmo già magari il 2 e 3 di dicembre, se siamo in grado, e penso che saremo in grado anche di anticiparvi la data dell'edizione numero 1. E avendo sempre il sostegno della Regione come vediamo oggi e rinnovo il ringraziamento, direi che siamo sulla strada giusta. Concludo ringraziando tutti gli attori perché veramente è stato fatto un lavoro di squadra, è stata inserita nella programmazione regionale nel settore secondario, quindi ha dato subito anche una valenza importante e devo dire che tutti hanno fatto la loro parte, quindi sono convinto e sono certo che sarà un successo e risponderemo alla domanda che avevi fatto. Sì, è una manifestazione internazionale che ambisce a proporre modelli. Grazie ancora a tutti. Grazie mille Franco. Allora, abbiamo detto un evento internazionale, un numero 0 e quindi una scommessa per il numero 1 che annunceremo il prossimo mese di dicembre. Padova Hall è comunque una struttura che ha scelto di intervenire in una situazione che è diversa, come diceva Franco Conzato, è una situazione di nicchia dove la qualità è importante rispetto ai grandi numeri. Però una cosa che forse diamo tutti per scontato, ma che così scontata non è. Mentre i settori merceologici diversi lavorano prevalentemente tutti a parte la farmaceutica, per il cliente, il settore medico e il settore biomedicale lavorano per il paziente e quindi l'approccio è completamente diverso. Cioè, alla fine noi non dobbiamo vendere nulla al paziente, dobbiamo mettere in condizione l'ospedale di curarlo al meglio possibile. Quindi il networking è la strada che è stata scelta, networking che si farà a Padova Fiere. Nicola. Indubbiamente è una sfida importante per tutti i motivi che citavi prima. Intanto la sanità è un tema fondamentale per Padova, per il Veneto. Io l'ho sempre definita un'industria, una vera e propria industria per il nostro territorio, che genera PIL alla fine. Non dimentichiamo, genera PIL con l'università, perché no, anche con l'accompagnamento dei pazienti. A Padova noi intercettiamo pazienti da tutta Italia, da tutta Europa, da mezzo mondo, per cui da un certo punto di vista ha un'importanza notevole per il nostro territorio. La Circular Medical,
è una sfida importante, però teniamo conto che in Italia abbiamo 46.000 imprese che lavorano nel segmento, 117.000 dipendenti, di cui il 66% in 3 regioni, che è importantissimo questo, parliamo di Lombardia, Emilia-Romagna, ma Veneto, con caratteristiche, soprattutto nel Veneto, di elevata innovazione e capacità di competere a livello internazionale, perché la sfida oggi ormai è internazionale. E le nostre 50 imprese, che sono già 50 alla fine, le nostre 50 imprese daranno uno spaccato di quello che sono le loro capacità produttive di innovare e di proporre innovazione, e presenteranno i loro prodotti ai buyer internazionali, ma anche agli addetti ai lavori presenti in mostra, in fiera. Abbiamo messo insieme praticamente 2 concetti diversi, contigui. Da una parte la convegnistica importantissima, tenuta da un importantissimo comitato scientifico, cioè di livello internazionale, e un'area espositiva che darà delle anche input interessanti. Padova Hall è un riferimento, indubbiamente sta diventando un riferimento, la Fiera di Padova, un riferimento importante per eventi internazionali. Noi oggi ospitiamo già nel 2024 dovremmo chiudere l'anno con una 90ina di congressi e convegni nazionali e internazionali, circa 100.000 presenze, e lo spaccato sanitario è importante in questo insieme di convegnistica. Quindi Padova sta diventando sempre più un'area focale proprio per la sanità e per la medicina in particolare. Do l'ultimo dato che forse era stato dato, ma non la produzione italiana in termini di biomedicale supera ormai, si oscilla intorno ai 19 miliardi. Cosa vuol dire? Vuol dire una componente del PIL che non è secondaria ed è in crescita con innovazione, richiedendo sviluppo, richiedendo nuove tecnologie. Mi sembra che abbiamo un esempio di ricerca importante anche col nostro professor Gerosa, di un cuore artificiale fortemente innovativo, e direi che la nostra sanità è un'eccellenza in assoluto. Detto questo, chiaramente è una fiera che poteva tenersi indubbiamente a Padova. Quindi è un invito. È un invito. Grazie Franco, grazie Nicola. Abbiamo parlato dell'importanza e della valenza orientata al futuro, e su questo in particolare ricordo l'importanza del Circular Medical Expo anche per i giovani, per gli studenti universitari, perché si sta formando, perché troverà scenario importante. Questo scenario importante lo è grazie al lavoro di un comitato scientifico che è stato formato tra eminenti scienziati che però tra di loro all'inizio si conoscevano poco, e se hanno lavorato assieme su questo progetto è grazie al presidente del comitato scientifico, il dottor Carlo Adami, a cui chiedo di introdurre i temi scientifici che verranno trattati a Circular Medical Expo. Sì, grazie di tutto, sarò molto breve e soprattutto perché voglio dar spazio ai colleghi a cui devo moltissimo. Intanto volevo dirvi una cosa, che il Circular Medical è stato studiato col mio amico di sempre, giovane allievo ai tempi d'oro al Policlinico di Verona, Gino Gerosa, per far capire oggigiorno come siamo avanti con l'idea che ormai non si può sottintendere nulla se non la compenetrazione tra natura, quindi ecologia, mondo animale e mondo umano. Quindi questa parola chiave è una parola fondamentale che adesso tutti si riempiranno la bocca, ma sappiate che ormai ci siamo dentro e dobbiamo affrontarla. Seconda cosa, velocissima, il comparto, voi avete snocciolato numeri bellissimi qua e su e giù, ma pensiamo bene e siamo convinti di quello che diciamo,
che la quantità dell'indotto in termini economici supera quella del mondo del vino, che sia chiaro. Allora, se solo 3 regioni producono quello che producono e che fanno questo indotto, capiamo che forse in Italia potremmo prestare un po' più di attenzione a questo meccanismo e a questo modo di fare un convegno fieristico. Capisco che l'esperienza che abbiamo avuto con Gino fin dagli inizi, 10 anni fa circa, di mettere su questa cosa per l'idea mia, ma prima di buttarmi allo sbaraglio dovevo guardarmi intorno e sono venuto a chiedere consiglio a Gino, che avevo visto ormai decollare e ormai mi aveva superato di gran lunga e di cui sono onorato di averlo incontrato da giovane studente presso il Policlinico di Verona ai tempi d'oro. E Gino mi disse: guarda Carlo, è il momento storico che noi facciamo questa cosa, portandola fuori dagli ospedali, portandola fuori dalle università e aprendoci al mondo produttivo, cioè far capire che noi ci siamo. A differenza dei miei maestri e i miei superiori che mi dissero su mia proposta: ma tu sei pazzo, far venire la gente estranea dentro le nostre torri burne, noi dobbiamo stare chiusi, noi qua non possiamo coinvolgerci. E quindi è stato un errore storico fin dall'inizio che dopo alla fine ha pagato, non perché io sia migliore degli altri, ma perché ho avuto il conforto di Gino e poi, non conoscendo gli altri, mi sono allargato con eminenti colleghi, il dottor Bertinato, che allora era già presso l'Istituto Superiore di Sanità, ma si è laureato con me a Verona, e dopo con Giampaolo Tortora, che conduce e dirige il Cancer Center dei Gemelli di Roma, e con Walter Ricciardi, che è sempre stato un po' nell'ombra, perché avendo un'esposizione politica non poteva figurare, ma era sempre il nostro punto di riferimento. Quindi questi concetti base li ho voluti dire, perché sono concetti fondamentali, cioè di questa multidisciplinarietà che noi abbiamo voluto applicare fin dal primo giorno, pur essendo ognuno di noi su versanti diversi, perché in effetti l'unico a cui mi avvicino per motivi di testa e per motivi di praticità è Gino Gerosa. Per gli altri sono discorsi molto importanti adesso da affrontare, però voi capite che ci siamo avvicinati proprio in quest'ottica di avere ognuno proprio la sua valenza e la sua parte di dire cose che forse non erano, ne parlavo stamattina con Conzato, non erano cose tanto facili da abbordare, cioè i chirurghi facevano i convegni tra i chirurghi, i ginecologi tra di loro, gli altri tra di loro, erano tutti gli orticelli autoreferenziati, chiamiamolo così. Con questo abbiamo fatto un salto di qualità. Io non voglio adesso entrare in tanti particolari perché voglio che ognuno di voi, dei miei colleghi, quindi ognuno di voi dica la sua. Volevo solamente dire una cosa, perché abbiamo centrato le 4 sedute molto corpose con eminenti scienziati, improntando, dando il lancio alle 4 tavole rotonde, ai 4 pilastri convegnistici, con 4 lezioni magistrali, con 4 lectio magistralis. Perché? Perché volevamo lanciare il sasso nello stagno. Saranno 4 lectio magistralis che ci apriranno un mondo, e un mondo tutto nuovo che verrà affrontato dopo dai singoli colleghi, conducendo le danze sul futuro degli organi artificiali, sull'uso proprio dei farmaci pilotati ad hoc nell'essere umano di nuova generazione, per cui anche l'assalto alla famigerata parola cancro è ormai dietro l'angolo, su un mondo fantastico che io ho già toccato con mano tra Walter Ricciardi e Gigi Bertinato sull'ospedale ideale del domani, che costerà all'inizio un po' tanto, ma costa molto meno dei carrozzoni che abbiamo oggi, che sono degli ospedali fantastici, modulari, che si smontano, una cosa bellissima, con tutta la virtualità che c'è dentro e che anche potranno portare a un risparmio ben preciso, perché se non sbaglio quello che costa la sanità è una voragine ogni anno sempre più, magari venendo meno a quell'efficientismo che gli ospedali del domani potrebbero offrire, e potremmo essere noi per primi a metterli in vendita come palcoscenico. Ecco perché sia Bertinato che Ricciardi avranno un compito delicatissimo di pilotarvi in un mondo avveniristico tutto nuovo, e credetemi è un mondo che non è fantastico, è un mondo già realizzabile, con degli ospedali già pronti, chiavi in mano, che sono anche in vendita. Quindi una cosa veramente bella che potrà essere utile per tutti voi. Già disponibile che verrà presentata durante. Certo. Abbiamo... Quindi io ho finito la mia parte, perché io capisco ci metto un po' di pathos, ma questo è un sogno nel cassetto
che veramente ho visto realizzare ancora in vita e non credevo che si fosse mai potuto avverare. E quindi questa è una cosa a cui ci tengo e devo un grazie non solo alla Regione Veneto, che ha capito forse il salto di qualità in anticipo, cosa che non avevamo avuto soddisfazione da altre parti, e non ho voluto io vendere la nostra immagine e la nostra equip ad altre fiere extra regione che si erano offerte, soprattutto ho voluto tenerla in Veneto, e devo dire grazie proprio personalmente al dottor Conzato, che io non conoscevo, che da cittadino è stato in sala ad osservare quello che facevamo in questi anni e si è presentato dicendo: guardi che se lei vuole la facciamo noi con voi. E io ho accettato al buio e qui ci siamo e qui spero di restarci. Quindi vorrei cominciare, se tu sei d'accordo, con 2 parole ai colleghi, che ognuno tratteggi la loro tavola rotonda, il perché. Grazie. No, ma rimane pure, perché li lanciamo assieme. Un saluto che ho dimenticato di fare all'inizio è a tutti coloro che sono collegati sui canali social del Consiglio regionale, perché questa conferenza stampa è in diretta sui canali social del Consiglio regionale. Ora, parlando dei nostri 4 temi importanti, una breve introduzione di ciascuno di questi 4 temi da ognuno dei 4 componenti del comitato scientifico che si è preso l'impegno di organizzare e di coordinare, invitando relatori di fama internazionale. Cioè, guardate, al Circular Medical Expo avremo la presenza di personalità nel campo scientifico elevatissime che ci onoreranno della loro presenza, ma non soltanto, daranno agli operatori del settore delle indicazioni preziosissime, e rinnovo l'invito agli operatori del settore sanità ad essere presenti, perché è un networking. Noi ci aspettiamo visitatori che vengono dagli ospedali, vengano dalle regioni, per vedere gli scenari futuri per poter migliorare il lavoro. Poi è chiaro, anche gli operatori economici arriveranno a doversi adeguare, ma tutto parte dall'ospedale, tutto parte dall'innovazione in campo sanitario. Il primo. Io volevo aggiungere una cosa che non è una piaggeria da poco. Abbiamo avuto dei colleghi che hanno visto in anteprima il programma e ci hanno detto: ma voi avete messo su qualcosa che è da premio Nobel a livello europeo. E noi abbiamo detto: ma guarda che noi le facciamo sempre così, perché abbiamo scelto dei personaggi che in anteprima possono dire la loro e possono arricchire la nostra società. Per cui cominciamo dai 2 assenti che per motivi proprio di lavoro istituzionali sono collegati, che sono, se non sbaglio, il professor Giampaolo Tortora. Ci sei, Giampaolo? Sì, eccomi. Ecco, il professor Giampaolo Tortora, che non ha bisogno di presentazione, ma è il direttore dell'oncologia medica della Cattolica di Roma ed è il direttore del Cancer Center, il primo Cancer Center in Italia, che è veramente un fiore all'occhiello, dove si cura questa malattia terrificante a tutti i livelli, con un team plurispecialistico immediatamente pronto a ogni evenienza, che Giampaolo sta conducendo. A te la parola per presentare la tua tavola rotonda. Sì, grazie Carlo, grazie a tutti voi. Il tema di questa tavola rotonda è il ruolo dell'innovazione e della medicina digitale nelle cure e nella salute globale, cogliendo le opportunità ma anche delle sfide. Sarà preceduta da una lettura magistrale della dottoressa Seravesi, che è la responsabile presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità a Bruxelles, e il suo titolo è già molto esplicativo: One Health, un approccio olistico alla salute e al benessere, che introduce questo tema generale dell'innovazione della medicina digitale. E la tavola rotonda vedrà la partecipazione di davvero esperti eminenti che ci daranno diverse angolazioni di tutta l'innovazione, dal ruolo che avrà lo sviluppo degli scenari globali che stanno cambiando molto rapidamente, sono scenari che risentono tantissimo anche dei cambiamenti climatici, delle guerre in corso, da parte delle aziende farmaceutiche che sviluppano farmaci, in questo caso particolarmente in ambito oncologico, ma è una sorta di paradigma che vale anche per altre patologie, sicuramente le malattie infettive. Questo sguardo dal lato dell'industria farmaceutica avrà un contraltare
da parte del professor Remuzzi, che è il direttore dell'Istituto Mario Negri, sullo sviluppo anche della sostenibilità, ma di quanto questa innovazione possa essere poi fruita da tutti i cittadini. Infatti il titolo che ha dato è Medicina di domani solo per qualcuno o per tutti, perché parliamo di cure altamente innovative, altamente costose, in un contesto di difficoltà di sostenibilità economica che tutti conosciamo. Abbiamo parlato invece di chi gestisce i big data dell'informazione, quindi big data, il futuro digitale della medicina e dell'industria della salute, con l'intervento del direttore dell'ICT, cioè dell'informazione, della comunicazione tecnologica e dell'innovazione proprio del Policlinico Gemelli, che è uno dei centri più grandi che si occupa di questi aspetti a livello proprio di gestione dell'informazione e dei big data. E infine, tema di questi giorni, ahimè, molto scottante, il direttore delle operazioni dell'Agenzia Nazionale della Cyber Security, l'ammiraglio Galasso, che ci parlerà dell'importanza della cyber security nelle sfide della salute globale. Sappiamo quanto i dati, soprattutto i dati sanitari, siano dei dati sensibili, oggi predati perché fanno gola alle organizzazioni più varie, e avremo il maggiore rappresentante dell'Agenzia Nazionale di Cybersicurezza che ci parlerà di questo. Quindi uno sguardo molto, molto ampio delle sfide e delle opportunità offerte dall'innovazione digitale. Grazie Giampaolo. Grazie Giampaolo Tortora. E ovviamente proprio hai detto qualcosa di molto interessante. In questi giorni siamo nell'occhio del ciclone, per cui parlare di cyber security e di questi dati, portando il numero 1 che ha l'Italia, non sarà cosa da poco, quindi ti ringraziamo. Diamo la parola al professor Walter Ricciardi. Walter, sei in collegamento? Ci sei, sì, Walter? Ci sono, spero che mi sentiate. Professor Walter Ricciardi non ha bisogno di presentazione, è professore ordinario di igiene alla Cattolica di Roma, siamo amici da tanti anni, fino a quando era presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e ti ringrazio dell'amicizia che ci hai sempre riservato e soprattutto sei passato alla storia per essere consulente del ministro in un momento drammatico che abbiamo vissuto tutti. In questi giorni il professor Ricciardi ha un incarico prestigiosissimo a livello europeo, se vuoi lo dici te, io non lo dico, e ci tratterà quindi l'argomento di introduzione sulla sua tavola rotonda, che è veramente una tavola rotonda di altissimo livello. Una cosa che voglio subito sfatare è che hanno sempre etichettato Ricciardi con un'equazione politica di sinistra. Ricciardi è uno scienziato e super partes, per cui sarò onorato ancora una volta di ascoltarlo attentamente. Grazie Walter. Grazie Carlo, ma la tavola rotonda è incentrata sul digitale in ospedale, qualcosa che viene sempre presentato come futuro, che in realtà nel mondo è già presente in diverse realtà, purtroppo non in Europa e men che meno in Italia. Nel senso che quello che è il lavoro che si sta facendo è un lavoro soprattutto nella parte orientale del pianeta, che non avendo i vincoli della protezione della privacy o avendo dei vincoli molto bassi, sta facendo accelerare l'innovazione, per cui già in quelle parti del mondo, parlo ovviamente della Cina, ma anche di paesi democratici come l'Australia, la Nuova Zelanda, Singapore, sono sostanzialmente già in grado in questo momento di erogare assistenza sanitaria a milioni di persone attraverso gli algoritmi, attraverso il digitale, peraltro con grande soddisfazione sotto tutti i punti di vista. Quindi la tavola rotonda sarà aperta da me con una relazione appunto su quello che sta succedendo a livello mondiale e con degli esempi concreti di applicazione che appunto, ripeto ancora una volta, purtroppo in questo momento non sono in Europa, ma sono soprattutto nella parte orientale del pianeta. Poi ci sarà una relazione però che cercherà di riportare all'Italia la fattibilità di queste cose, che è quella del dottor Moretti, che è un medico ma che è il presidente e fondatore di Dedalus, del gruppo Dedalus, che è la più grande società di informatica sanitaria europea, è un campione europeo che ha avuto la capacità di affermarsi non soltanto in Italia ma anche negli altri paesi europei grazie alla capacità di unire ragionamento clinico e quindi di essere visto come un sistema informativo
positivo per i clinici, insomma positivo perché risolve i problemi e non soltanto, diciamo, incardina dati per funzioni di carattere amministrativo. Poi ci sarà una relazione del dottor Carlo Favaretti che viene da Padova, anche se ha avuto una carriera come direttore generale anche in altre regioni del nord-est dell'Italia, che parlerà e che è segretario del Centro di Ricerca e Studi sulla Leadership in Medicina dell'Università Cattolica, che parlerà dei requisiti di leadership necessari per gestire questa trasformazione. Questa trasformazione ha bisogno di visione, ha bisogno di skills, ha bisogno di competenze, ha bisogno di incentivi, ha bisogno di piani operativi che devono essere tutti presenti perché altrimenti non si va avanti, come stiamo vedendo in molte realtà italiane. Infine ci sarà il professor Conti dell'Università di Padova che affronterà questo problema dal punto di vista giuridico e soprattutto diciamo economico-giuridico, ma soprattutto con uno sguardo alla necessità di proteggere e quindi quali sono le necessità che noi abbiamo e come si fa a contemplare la protezione dei dati con l'innovazione, che è la sfida che attualmente ha l'Europa in primis e l'Italia in particolare. Credo e spero che sarà un buon contributo non solo alla discussione ma anche alle proposte operative per passare finalmente dalle parole ai fatti. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Walter, grazie di cuore. E chiamiamo, prego, un applauso. Grazie al professor Ricciardi e al professor Tortora. Luigi Bertinato, prego. Luigi Bertinato è stato il braccio destro operativo dell'Istituto Superiore di Sanità, proprio, vieni qua, proprio con Ricciardi e poi con il professor Brusaferro, in un tempo che voi sapete a cosa alludo. Vieni Gigi, si è laureato a Verona, ha girato mezzo mondo e adesso c'è un incarico dell'OMS con sede qui a Venezia e devo dire che quello che vi dirà vi interesserà molto, perché è qualcosa veramente di bello e di nuovo che noi vedremo qui a Padova. Prego Gigi. Grazie a tutti per l'invito. Ci sarà un ospedale nel futuro, virtuale, digitale, robotico e intelligente? A queste domande noi vorremmo dare risposte durante la 2 giorni di Padova. Quest'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato, ed è facilmente scaricabile, proprio un documento sull'ospedale del futuro che riprende molte delle tematiche che avremo nella tavola rotonda. Per farvi capire, vi porto un esempio. Noi prenderemo l'ospedale come infrastruttura e poi prenderemo l'ospedale come quello che tecnologia usata all'interno dell'ospedale. Giusto per farvi capire, a Las Vegas hanno fatto un ospedale neurologico costruito in questa maniera. Cioè è stato progettato in California, sviluppato in Europa, costruito con i moduli in Asia, assemblato nel deserto del Nevada, poi calcoli e misurazioni sono stati fatti in Israele e in India, i pezzi fabbricati in Cina, in un cantiere dove c'è stato l'assemblaggio, che è stato monitorato in tempo reale da un team di ingegneri in Germania. Perché poi cercheremo di rispondere, anche grazie alla presenza del professor Ricciardi che ha appena pubblicato un importante testo su navigare la complessità dell'ospedale del futuro, cercheremo di rispondere a 2 domande. L'ospedale del futuro ci sarà? E se ci sarà, che tipo di ospedale sarà? Perché dovete tener conto che 2/3 dei pazienti di qualsiasi ospedale hanno più di 65 anni ormai e il 22% delle degenze sono generate da pazienti di età superiore a 85 anni e il 25% dei pazienti mostra già segni di demenza legati appunto all'avanzare dell'età. Quindi noi siamo preparati alla singola patologia, siamo meno preparati a dare risposte dentro l'ospedale alle pluripatologie. E quindi come lo costruiremo? Lo costruiremo anche tenendo conto di quella che è stata l'esperienza del Covid e quindi sarà un ospedale flessibile, elastico, a fisarmonica se c'è la pandemia e un ospedale resiliente. Avremo il collega catalano Enric Maiolas che lavora in un consorzio catalano-francese che costruisce ospedali in tutto il mondo. Pensate che ci presenterà l'ospedale Neom, la nuova città dell'Arabia Saudita, che è stato costruito in 6 mesi dal progetto, con 99 posti letto. Ci presenterà anche
l'allargamento dell'ospedale al mare di Barcellona, 160 posti letto nuovi in un anno di lavoro. Questo all'interno della tavola rotonda. Presenteremo anche i nuovi materiali da costruzione nel futuro, per esempio nel San Raffaele c'è l'uso del rivestimento in lame di ceramica con rivestimento catalitico al biossido di titanio. Faremo vedere la bioarchitettura con l'ecodesign, con l'utilizzo di legno, vetro, laterizi, terra cruda, plastica, ecocemento e bambù, che sono materiali assolutamente innovativi. Faremo vedere l'ospedale a tempo, il Martini Hospital di Groningen, pensato per 30 anni, dopodiché si chiude come ospedale e viene utilizzato, non so, come libreria, museo, perché il problema grosso è la grande epidemia di infezioni correlate all'assistenza. Vi faremo vedere che con l'energia geotermica e il gas naturale riusciremo anche a riscaldare, a far funzionare gli ospedali invece che il carbon fossile. Vi faremo vedere tutto quello che nelle sale operatorie multimodali e anche ibride si potrà fare, potranno fare i chirurghi. In particolare c'è un navigatore che permette di mappare tutto quello che c'è nella sala operatoria, compresa la singola garza. Quindi non avremo più il rischio di avere una singola garza dimenticata da qualche parte. Avremmo la chirurgia, presentazione della chirurgia mini-invasiva robotica, dove c'è il neurochirurgo di Rotterdam con il Da Vinci, opera a Shanghai, a 8.900 chilometri. Sono tutte questioni straordinarie. Vi faremo vedere la stampa in 3D delle ossa, di medicina rigenerativa, dermatologia, odontoiatria, il futuro della telemedicina, l'ospedale digitale con l'intelligenza artificiale. Vi faremo vedere l'ospedale virtuale, che Chesterfield nel Missouri, 2.400 pazienti monitorati a domicilio, quindi c'è solo una cabina di regia con 300 persone, è l'evoluzione dell'assistenza domiciliare. Vi faremo vedere il primo ospedale italiano nel metaverso, quindi con la realtà aumentata, che ospita 500 persone, l'ospedale a domicilio, un borsone che ti permette di fare anche l'analisi ematochimiche a casa del paziente. Vi faremo vedere i droni per i trasporti sanitari che vanno ad aggiungersi all'elisoccorso e all'ambulanza. Vi faremo vedere le nuove professioni del futuro, che sono il manager dell'ospedale virtuale, quello che raccoglie, sono tutti con nomi inglesi, i bioinformatici, quello che sa fare la stampa in 3D, il pilota di droni sanitari, eccetera. E infine arriveremo al conduttore di questo ospedale che su un iPad avrà in tempo reale tutto quello che ha bisogno di avere per monitorare e identificare aree di crisi e le criticità con soluzioni straordinarie. Devo solo concludere dicendo che, come diceva Charles Darwin, non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. E credo che noi qui in questo territorio vorremmo essere di questo. Grazie Luis. Siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, per cui chiamo Gino Gerosa. Permettetemi una cosa, che aggiungo un secondo velocissimamente. Quello che ha detto Bertinato a grosse linee può interessare non solo i medici, ma qui può interessare a molte persone, a molti industriali della nostra regione, perché si va veramente a intercettare dei materiali e qualcosa di nuovo che, se uno a testa vedendo, si mette in moto e fa una trasformazione magari della propria azienda. Gino, prego. Sì, cercherò di essere velocissimo così guadagniamo tempo. Prima Luigi Bertinato parlava dei 65 anni e dell'Alzheimer. Non ricordo più di cosa dovevo dirvi e quindi sono velocissimo. Allora, la tavola rotonda, prima tavola rotonda, ISG più H, estremamente provocatoria questa tavola rotonda, perché voi sapete come le aziende devono dotarsi di questo ESG, che è l'environment, il social e la governance nella gestione delle aziende, in modo tale da garantire un sistema che tenga conto dell'impatto ambientale e dell'impatto sociale. Ma naturalmente, perché questo sistema sia sostenibile, vorremmo aggiungerci anche la salute.
quindi un sistema sostenibile che si occupa della salute, che non è solamente un elemento valoriale, la salute, ma anche è un diritto fondamentale del quale qualsiasi sistema economico e sociale deve tener conto. Allora auspichiamo con questa tavola rotonda che le aziende aggiungano questa H per health, per salute, quindi ESG più H, è il titolo della tavola rotonda, proprio perché tener conto anche di questo elemento, dell'elemento salute come elemento valoriale, vorrebbe dire dare una visione globale, che è proprio il sottotitolo di Circular Medical Expo, Innovation for Global Health, per una salute globale. Partecipano a questa tavola rotonda alcuni imprenditori, quali Luca Businaro, c'è anche Mirella Mastretti, che è la direttrice ricerca e sviluppo e membro dei 100 esperti STEM della Fondazione Bracco, e vicepresidente di Talent for Rise. Poi c'è Francesco Saverio Mennini, che è il capo dipartimento della programmazione dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del sistema sanitario nazionale, e l'ingegner Francesco Garzotto, che è un bioingegnere, e la dottoressa Fossa Martelli, coordinatrice di Ribesnet. La seconda tavola rotonda ritorna sull'impatto dell'ambiente, cui accennava prima Carlo Adami, in questo concetto di salute globale, di One Health, l'impatto dell'ambiente, della luce e le emozioni come strumento di cura. Dalla finestra di Ulrich, guardando fuori dalla finestra e vedendo ciò che la finestra gli permetteva di vedere, migliora il suo post operatorio dopo un intervento chirurgico, e i suoni di Mary Jo. Qui partecipano gli architetti Alberto Pasetti Bombardella, l'architetta Martina Reggiani e il dottor Mattia Carretti. Se voi andate all'Orto Botanico a Padova, c'è un totem all'inizio dell'Orto Botanico che vi trasmette sensazioni con luci, disegni e colori, e questo vorremmo portarlo in un progetto, ma non voglio spoilerare nulla, che cercheremo di portare all'interno dell'ospedale. Poi il dottor Roberto Bianco, che è un cardiochirurgo, e il dottor Stefano Mericoni, che è il capo della segreteria tecnica del Ministero della Salute. Con queste due tavole rotonde vogliamo introdurre degli argomenti che si riallacciano al concetto di salute globale. Grazie. No, Gino rimane con noi Gino, rimane pure con noi. Un'ultima battuta del dottor Adami, poi passiamo alle conclusioni. Volevo dire che può interessare molto una cosa: le 4 lectio magistralis, una l'ha annunciata della dottoressa dell'OMS, che veramente sarà un punto focale, però io volevo anche segnalare la prima di Massimiliano Boggetti. Massimiliano Boggetti è stato fino a poco tempo fa il presidente nazionale della Confindustria, sanità, dispositivi medici, ed è quello che in 2 notti ha riconvertito tutte le possibili industrie italiane per darci da respirare e salvare un po' di vite. Io sono uno di quelli, quindi è merito suo. Attualmente ha preso il posto di Diana Bracco ed è l'amministratore delegato di Alisei. Alisei è il cluster della ricerca della scienza della vita, cioè la cosa più importante che ha l'Italia come immagine sulla ricerca della salute e tutto, e lui è l'amministratore delegato e farà la prima lectio magistrale. La collega dell'OMS è già stata detta, mi preme anche presentare gli altri 2, se permetti Gino. Uno è il professor Massimo Marchiori, è un nome che forse a voi non dice niente. Benissimo. Sappiate che se Google esiste, se Larry Page, l'inventore di Google, c'è e tutto, lo deve a Massimo Marchiori. Massimo Marchiori è il ricercatore che ha inventato l'algoritmo di Google, l'ha messo in mano a Larry Page, è un tipo sognatore, chiamiamolo così, non è entrato a fare business, e ci terrà una lectio magistrale sul nuovo che avanza, soprattutto quello che lui sta studiando e sta facendo qui in Veneto, quindi è una cosa importantissima. L'ultimo è uno che voi conoscete, che è Domenico Mantoan, che ha il portafoglio di Agenas per tutte le, come agenzia generale nazionale della sanità, e per la sanità è tutto il PNRR, c'era lui in mano per quanto concerne. Per cui sono 4 lezioni che ci apriranno la strada ai dibattiti delle tavole rotonde che sono state adesso enunciate. Grazie. Spero che sia stata una illustrazione, una presentazione completa di tutto quello che ci sarà al Circular Medical Expo. Diamo a tutti appuntamento al nostro evento il 3-4 dicembre a Padova. Chiudo con questo saluto il collegamento sui canali social, e se ci sono domande o richieste di intervento, di chiarimenti da parte dei presenti, siamo qua per dare risposte, noi come tutti gli altri relatori che ci hanno preceduto.